dell'Università della Terza Età di Pordenone. Oggi siamo in collegamento non con la webcam, soltanto in audio con Luca Bincoletto, che diventerà il nostro geologo di fiducia dopo le lezioni di quest'anno, che sono andate molto bene, sono state molto seguite, per cui l'abbiamo invitato anche a mandarci un programma per il prossimo anno, per continuare questo discorso riguardo alla geologia non soltanto degli ambienti a noi vicini, magari possiamo approfondire anche altri temi. Le cedo la parola e buon incontro a tutti. Va bene, buongiorno a tutti, siamo arrivati all'ultimo incontro della tematica, diciamo, geologia e dintorni della regione Friuli-Venezia Giulia. Oggi parleremo del sistema delle acque superficiali e sotterranee della pianura friulana. Perché sistema? Sistema perché vedremo che l'insieme delle acque superficiali e sotterranee non sono due elementi disgiunti, ma in realtà si parlano, comunicano tra di loro. E quindi è un unico sistema. Il programma di oggi è, l'introduzione è stata fatta, alcuni concetti idrogeologici di base. Per quanto riguarda, parleremo in particolare del ciclo dell'acqua, per un ciclo dell'acqua integrato, quindi acqua esterna, diciamo, al sottosuolo, ma vedremo che poi questa acqua esterna in qualche modo va a infiltrarsi e poi ritorna di nuovo all'esterno del sottosuolo. Poi parleremo di questi elementi: porosità, granulometria e permeabilità, relativa a che cosa? Ai sedimenti, quindi questa è proprio tematica relativa all'acqua nel sottosuolo. Vedremo che ci sono delle condizioni per cui l'acqua può essere presente nel sottosuolo e soprattutto può andare delle condizioni che poi determineranno il fatto che ci sono degli acquiferi nel sottosuolo che peraltro noi possiamo anche utilizzare per i vari scopi. E poi inquadreremo tutto il sistema individuando quello che è il sistema idrogeologico, sempre con un occhio di riguardo, diciamo, alla realtà regionale, in particolare della pianura friulana. Dopodiché parleremo di fisiografia, cioè di geomorfologia a grande scala, con particolare riguardo all'idrografia del Friuli-Venezia Giulia, quindi idrografia acque superficiali. Dopodiché ci addentreremo nella geomorfologia e geologia della pianura friulana, perché andremo a integrare quello che è l'idrografia superficiale con l'idrologia, o meglio l'idrogeologia, cioè quindi l'acqua presente nel sottosuolo. Quindi poi avremo una classificazione, diciamo, delle varie tipi di morfologia dei corsi d'acqua della pianura friulana. Vedremo una schematizzazione in 3 zone e 3 differenti tipologie di corsi d'acqua, per poi andare a integrare il tutto a acque superficiali e acque sotterranee per quanto riguarda, ma in particolare, schema idrogeologico, cioè il sistema di acquiferi presenti nella pianura friulana. Vedremo che è un sistema molto complesso, costituito da più livelli. Man mano che andiamo in profondità vedremo c'è tutta una serie di acquiferi differenziati tra di loro, anche se limitatamente un po' comunicano, insomma c'è uno scambio limitato di acqua in alcuni casi. E parleremo anche accenneremo proprio a quegli acquiferi, vedremo dove sono collocati quegli acquiferi, diciamo, termali, quindi di acqua calda, diremo anche a grandi linee perché in regione Friuli-Venezia Giulia ci sono degli acquiferi che sono termali, cioè presentano temperature più elevate rispetto alle temperature tradizionali e dove sono collocati. Quindi entriamo negli elementi di base. Il ciclo dell'acqua. Il ciclo dell'acqua, questo è un po' un ripasso, insomma, sono cose che bene o male le abbiamo viste. In sostanza il ciclo dell'acqua è
un ciclo che definisce il percorso che l'acqua fa. Okay? Immaginate di avere una sorta di molecola di acqua, la quale tendenzialmente partiamo dal specchio d'acqua, cioè dai mari, che grazie all'evaporazione passa in atmosfera sotto forma di vapor d'acqua, il quale tendenzialmente poi tende a condensare e formare delle nubi, le quali però tendenzialmente sono trasportate in genere verso la parte continentale. Raggiunta la parte continentale, soprattutto raggiunti i primi rilievi, tendono ad aversi le precipitazioni di vario genere sotto forma liquida oppure solida, abbiamo anche quindi o pioggia o neve sostanzialmente. E quindi c'è un passaggio nuovamente allo stato liquido-solido dell'acqua, la quale una volta raggiunta la superficie, vabbè, se cade sotto forma di neve dobbiamo aspettare questa temperature più elevate, ma a un certo punto tendenzialmente quantomeno nelle nostre Alpi non ci sono nevi perenni, salvo alcuni rari casi eccezionali, insomma, nelle Alpi Giulie, dove abbiamo ancora dei residui di ghiacciai, ma sono piuttosto limitati. Quindi nella nostra regione prima o poi anche l'acqua solida, la neve, si scioglie. E prendendo anche l'acqua direttamente che rimane liquida sotto forma di pioggia, cosa succede? Una volta raggiunto il suolo succedono due cose fondamentali. Una, c'è un deflusso iniziale superficiale, cioè l'acqua tende a scorrere superficialmente, prima in rivoli, poi man mano si concentra fino a convogliare in quelli che sono i corsi, in quel caso nell'area montana, torrenti montani, i quali poi confluiscono comunque in pianura. Quindi c'è questo deflusso superficiale che fa riferimento proprio a tutte le acque superficiali, quindi in definitiva ai corsi d'acqua, la quale tende a scorrere, ovviamente attraverso poi, aggiunta la pianura, scorre attraverso la pianura e raggiunge nuovamente direttamente il mare. Però un'altra parte dell'acqua che cade va a infiltrarsi nel sottosuolo ed è quella che poi andrà a costituire quelli che sono gli acquiferi, le falde acquifere. Quindi si infiltra, vedremo poi dove si infiltra prevalentemente nella nostra regione, proprio quando andremo a dare un occhio alla struttura idrogeologica della regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare della pianura friulana. Ecco, quindi questa infiltrazione fa sì che poi l'acqua tenda ad avere un movimento da verticale, prevalentemente verticale, qual è l'infiltrazione, quindi dall'alto verso il basso, a un certo punto tenderà anche a scorrere orizzontalmente, quindi abbiamo quello che è il cosiddetto deflusso sotterraneo delle acque presenti, che vanno a formare poi gli acquiferi. Però raggiunta, diciamo, quella fascia, vedremo dopo, tra alta pianura e bassa pianura, la cosiddetta fascia delle risorgive, in realtà parte dell'acqua che si è infiltrata tende a ritornare in superficie attraverso il fenomeno delle risorgive. Quindi tutti i corsi d'acqua di risorgiva, che nascono in una certa fascia, vedremo, che attraversa la pianura friulana e divide proprio alta pianura a nord e bassa pianura a sud. Ecco, tutta l'acqua di risorgiva in realtà ha origine proprio da infiltrazione che avviene, vedremo, prevalentemente nell'alta pianura stessa. Okay? Ecco, quindi questo è il nostro ciclo. Ecco, il deflusso sotterraneo in realtà poi si va chiude il ciclo perché anche gli acquiferi presenti al sottosuolo a un certo punto vanno a finire nell'area marina, in sostanza. Quindi c'è una chiusura anche lì del ciclo. E quindi questo è il ciclo dell'acqua, diciamo, visto, integrato anche con alcune considerazioni non solo dell'acqua
diciamo esterna, che noi vediamo negli ambienti esterni, ma anche nel sottosuolo. E già qui capiamo che è un sistema, perché parliamo di sistema, proprio perché il sistema, vedete, le varie tipologie di deflussi comunicano tra di loro, in sostanza. Visto che gli acquiferi della pianura sono acquiferi che si formano all'interno di sedimenti, andremo a parlare di alcuni elementi di idrogeologia che poi ci permetteranno di comprendere, diciamo, il perché e la struttura del sistema idrogeologico, cioè delle acque sotterranee friulane, del Friuli Venezia Giulia, o in particolare, meglio, della pianura friulana. Allora, per fare questo dobbiamo parlare di granulometria. Sostanzialmente i sedimenti possiamo considerarli come un insieme di granuli, in sostanza, granuli che hanno diversa dimensione. In base a dimensioni dei granuli, che vanno a costituire il particolare sedimento, sono state prodotte diverse classificazioni. Ecco, questa è quella più diffusa. Quindi se siamo da 6 cm in su parliamo di ciottoli, da 6 cm a 2 mm parliamo di ghiaia, dopodiché da 2 mm a questo 0,06 mm parliamo di sabbie di diversa dimensione, però qui c'è una sottoclassificazione grossa, media e fine. Comunque in genere parliamo di sabbia. Ecco, giusto per avere un'idea, perché 6 cm, 2 mm riusciamo a materializzarli, no? Riusciamo a capire quanto sono visivamente. Ecco, questo 0,06 mm è la dimensione di del diametro di un cappello, in sostanza. Ecco. Passiamo al cosiddetto silt o limo, il quale, se poi scendiamo ancora di granulometria, addirittura 0,004 mm, cioè dimensione di un batterio, ecco, entriamo nel mondo delle argille. Però dobbiamo sempre considerare che quindi i sedimenti sono costituiti da insieme di granuli, okay, di diversa, che in base alla dimensione, diciamo, possono essere classificati, quindi in base alla cosiddetta granulometria possono essere classificati. Ecco, giusto per dire, il limite tra sabbia e silt, questo 0,06 mm, è il limite al quale non è più possibile distinguere i singoli granuli ad occhio nudo, in condizioni, diciamo, di vista normale e di luce normale, in sostanza. Quindi al di sotto, quando non si riesce più, preso un sedimento, sminuzzato, eccetera, non si riesce più a vedere, a discriminare ad occhio nudo i singoli granuli, vuol dire che siamo entrati nel mondo del silt o del limo o quant'altro, o argilla in sostanza, quindi siamo al di sotto di questa dimensione. Ecco, qui abbiamo una serie di esempi, giusto per memorizzare, per diciamo materializzare di cosa stiamo parlando. Ecco, le ghiaie sono tipiche quelle presenti se andiamo nel greto di un torrente. Nel greto di un torrente troviamo ciottoli e ghiaie fondamentalmente. Se andiamo in spiaggia troviamo le sabbie, okay. Sabbie fini, per quanto meno le nostre spiagge, a quelle che siamo abituati, della nostra regione, del limitrofo Veneto. Silt e argilla, qui dobbiamo andare su terreni, ad esempio, tendenzialmente terreni che danno origine a fanghi se bagnati, terreni fangosi, vuol dire che hanno un'elevata percentuale di limo o argilla al loro interno. In realtà poi, guardiamo un attimo il diagramma di destra, noi difficilmente abbiamo situazioni di solo ghiaia, solo sabbia, solo silt. Abbiamo le situazioni, sedimenti alluvionali, cosiddetti, cioè generati da corsi d'acqua, sono di tipo misto, cioè una granulometria piuttosto più o meno variabile al loro interno, però in genere c'è sempre una prevalenza di un elemento rispetto all'altro. Vedremo che nell'alta pianura c'è una prevalenza di ghiaie e secondariamente sabbie, mentre nella bassa pianura possiamo avere
una prevalenza di elementi più fini, granulometria più fine, quindi limi, argille e tendenzialmente anche sabbie. Okay? E quindi questa è la granulometria. Altro elemento fondamentale è la cosiddetta porosità. La porosità di un sedimento ci indica la percentuale in sostanza di vuoti presenti all'interno di questo insieme di granuli. Quindi dobbiamo sempre immaginare questi granuli, ma questi granuli, siccome hanno una forma più o meno vicino curva sostanzialmente, lasciano dei vuoti l'uno tra un granulo e l'altro. Ecco, quindi la misura di questi vuoti, proprio in termini percentuali di volume di vuoti sul volume totale, è la definizione di porosità. Quindi porosità, qui adesso facciamo un passo avanti, visto la tematica che è gli acquiferi presenti nel sottosuolo, è ovvio che l'acqua presente nel sottosuolo, e quindi l'acqua degli acquiferi, verrà ospitata all'interno di questi vuoti presenti tra un granulo e l'altro. Qui c'è di nuovo un sunto della granulometria. Ecco, tendenzialmente noi vediamo che più la granulometria è elevata, quindi ad esempio ghiaia, rispetto alla controparte argilla, e più questi vuoti avranno dimensioni maggiori, questi pori avranno dimensioni maggiori. In realtà, dal punto di vista proprio di percentuale di porosità, la porosità di una ghiaia, cioè in termini di valori numerici, percentuale di vuoti sul volume totale tra una ghiaia e un'argilla, non è che cambi molto, insomma siamo sempre per dare un ordine di grandezza, al 30-40%. Quello che cambia però è un altro elemento, ed è la permeabilità. Allora, perché ci sia un acquifero, possa formarsi un acquifero all'interno di un sedimento, ci devono essere due condizioni. Uno, che ci siano dei vuoti che possano ospitare l'acqua. E abbiamo detto che praticamente sia nelle ghiaie, prendiamo i due estremi, sia nelle ghiaie che nelle argille, comunque i vuoti ci sono, quindi l'acqua può essere contenuta. Ma la seconda cosa per formare un acquifero fondamentale è che sia presente l'acqua, ma non solo, quest'acqua deve essere in grado di muoversi all'interno del sedimento. E perché ci sia il movimento, questi pori devono essere connessi tra di loro, quindi ci deve essere la possibilità di formare un percorso in cui l'acqua, diciamo, possa transitare. Ecco, quindi il concetto di permeabilità è la cosiddetta misura della capacità di un sedimento a farsi attraversare dall'acqua, e la cosa fondamentale è che i pori presenti nel sedimento devono essere interconnessi tra di loro. Quindi questi vuoti devono comunque formare una sorta di trama continua, e quindi il sedimento è detto permeabile e sarà la base di un buon acquifero, mentre un sedimento impermeabile, dove i vuoti sono presenti dei vuoti, ma questi non sono intercomunicanti tra di loro, sono pori chiusi in sostanza, diventa dal punto di vista idrogeologico, impermeabile, quindi può ospitare acqua, ma quest'acqua rimane lì ferma e quindi non può costituire non può andare a formare un acquifero. Quindi, riassumendo, abbiamo che man mano che le dimensioni granulometriche diminuiscono, quindi passando dalla ghiaia all'argilla, cosa succede alla permeabilità? La permeabilità diminuisce. Diminuisce vuol dire che, in termini, abbiamo detto, di capacità, quindi di porosità, più o meno abbiamo detto abbiamo gli stessi valori, 30-40% di vuoti rispetto al volume totale. Ma quello che cambia è proprio l'interconnessione di questi vuoti. Quindi i migliori acquiferi saranno nelle ghiaie, dove ci saranno, diciamo, degli spazi maggiori e anche le interconnessioni tra questi vuoti saranno maggiori rispetto all'argilla. L'argilla praticamente non può andare a costituire quello che è
ha una permeabilità praticamente nulla, e quindi può contenere acqua, ma questa non può fluire e quindi non può andare a costituire quello che è un acquifero. Ecco, quindi diciamo che la permeabilità, andando dalle ghiaie, passando per le sabbie, limi e argille, quindi diminuendo la dimensione granulometrica, riassumendo, diminuisce. Quindi le ghiaie hanno un'elevata permeabilità, la sabbia ha una buona permeabilità, mentre il limo già è una bassa permeabilità, l'argilla è nulla. Questo vuol dire che tendenzialmente gli acquiferi si formano in ghiaie o sabbie o misto, ghiaia e sabbia. Okay? Mentre lì, in condizioni di limo e argilla, praticamente questi non possono andare a costituire, non si possono formare acquiferi in questa tipologia, diciamo, di sedimento. Ecco, giusto per dire quanto è, perché abbiamo parlato di movimento dell'acqua all'interno di questi sedimenti. Ecco, qui vi ho fatto una tabella molto indicativa, però giusto per avere degli ordini di grandezza, della velocità in metri al giorno, attenzione, metri al giorno, okay? Per un gradiente piezometrico, vabbè, qui lasciamo stare, non ha importanza in questa sede. Ecco, questo è l'ordine di spostamento, l'ordine di grandezza di spostamento. Ad esempio, in una ghiaia possiamo avere che l'acqua all'interno di un acquifero in ghiaia si sposta di 60 metri al giorno. Okay? Già andando verso una sabbia, che comunque è considerata un buon potenziale acquifero, andiamo a 0,2, cioè a 20 centimetri al giorno. Se poi andiamo al limo, guardate qua, vabbè, qua scendiamo a 0,1 millimetri al giorno di spostamento. Okay. Qui nell'argilla praticamente andiamo veramente a frazioni infinitesime del metro, quindi non è stato neanche definito. Quindi un sistema in generale idrogeologico è costituito da uno schema di questo tipo. Quindi immaginate di prendere due punti, ad esempio dall'alta pianura giù verso la bassa pianura, quindi qui abbiamo la zona alta pianura e qui abbiamo la bassa pianura, lungo quella linea fare una fetta, una sorta di sezione. L'altra volta avevamo visto una sezione geologica per parlare un po' della sismicità, degli eventi sismici del terremoto del 76. Ecco, qui invece stiamo affettando il terreno con un taglio verticale da punto A a punto B, per guardare invece quella che è la struttura di un sistema idrogeologico. Ecco, quindi concentriamoci su alcuni elementi fondamentali. Quindi qui abbiamo questo in fondo è il substrato roccioso, quindi da qui in giù abbiamo la roccia, perché potrà sembrare strano, ma anche in pianura a un certo punto se noi facciamo un foro, un sondaggio, a un certo punto incroceremo quello che è il substrato roccioso. Ad esempio, per dire, lo vedremo anche dopo velocemente, a Pordenone incrociamo il substrato roccioso a circa 600-700 metri di profondità. Okay. Tutto quello che sta sopra i 600-700 metri è sedimento di vario genere. Dopodiché qui invece abbiamo la superficie topografica, questa in grassetto. Ecco, tra i due elementi, diciamo, un sistema idrogeologico è costituito da alternanze di livelli, vedete, impermeabili. Qui abbiamo un livello impermeabile, qui abbiamo un altro strato impermeabile, a livelli permeabili, quelli che qui sono individuati con falda artesiana, falda freatica. Questi sono livelli permeabili e quindi possono ospitare quello che è un acquifero o una falda cosiddetta. Okay. Quindi c'è questa alternanza, strato impermeabile, acquifero, strato impermeabile di nuovo, che non può essere attraversato in prima battuta dall'acqua, poi di nuovo l'acquifero e così via. Vedremo che in Friuli Venezia Giulia ci sono oltre 10 strati praticamente permeabili,
quindi c'è un sistema di oltre 10 acquiferi sovrapposti, sistema degli acquiferi della pianura friulana. Ecco, il sistema quindi cos'ha? Tornando un attimo qui, ha una zona di ricarica. Zona di ricarica cos'è? È la zona dove praticamente l'acqua si infiltra e va ad alimentare quelle che sono le falde poi presenti nel sottosuolo. Quindi qui è una zona di ricarica in particolare della cosiddetta falda artesiana. Cosa sono le falde artesiane? Le falde artesiane sono quelle che sono il cui acqua è in pressione, e quindi una volta che sono state raggiunte da un pozzo, l'acqua tende a risalire spontaneamente. Ora, se l'acqua, come in questo caso, risale spontaneamente e raggiunge la superficie, vuol dire che è un pozzo artesiano in senso stretto, ad acqua zampillante, quindi qui non c'è bisogno di altri artifici meccanici, ad esempio delle pompe, per riuscire a prelevare l'acqua. In altri casi la pressione non è sufficiente e quindi sì, facendo il foro, raggiungendo il pozzo, raggiungendo l'acquifero, questa sale perché ha una sua pressione, ma non riesce a raggiungere la superficie. Quindi per riuscire poi a prelevare, perché manca quella quota per raggiungere la superficie, c'è bisogno di inserire una pompa che aiuti, diciamo, il sistema poi a raggiungere la superficie. Ecco, altra falda importante, non tanto dal punto di vista della potabilità e di altri usi, perché ovviamente allo stato attuale, quantomeno quelle regionali, presenta degli inquinanti, quindi non è assolutamente potabile, però è importante, diciamo, dal punto di vista ecologico, ed è la falda freatica, è quella più superficiale. Questa tendenzialmente viene alimentata anche, vedete, direttamente dalla superficie che gli sta sopra. Quindi l'acqua piovana va anche ad alimentare la superficie freatica se si infiltra. Ed è quella superficiale, la troviamo in genere nella bassa pianura a 2, 3, 4 metri di profondità, andiamo ad intercettarla. Ed è importante perché è quella che, vedete, comunica con i corsi d'acqua. Effettivamente i corsi d'acqua e le falde freatiche della bassa pianura sono un continuo, rappresentano un sistema in comunicazione. Effettivamente, in condizioni ordinarie, effettivamente la superficie, vedete, freatica, quindi qui dovete immaginare, qui dove c'è falda freatica è tutto saturo d'acqua, questo è il limite superiore della superficie freatica, vedete, coincide con il livello idrico, si dice, del fiume, cioè il livello superiore del fiume. Effettivamente, in condizioni di piena, cioè quando il fiume sale, cresce, ci sono state delle precipitazioni, delle piogge, cosa succede? Il fiume sale, il fiume cresce e diventa alimentante, quindi il livello del fiume è superiore al livello della superficie freatica e quindi il fiume diventa alimentazione per la falda freatica. Al contrario, in condizioni di periodi di siccità, quando è da molto che non piove, il fiume tende a scendere, quindi qui ci sarà la curva, la superficie del pelo libero cosiddetto dell'acqua, del livello idrometrico dell'acqua, che si abbassa, mentre la superficie freatica tende a rimanere più alta, e quindi sarà la superficie freatica che andrà a alimentare il fiume. Ecco perché l'importanza anche di questa superficie freatica, pur non avendo ormai utilizzi, diciamo, ad esempio potabili, ma è importante perché in periodi di siccità tende aiuta i corsi d'acqua a mantenere comunque un livello minimo di acqua, che è importante dal punto di vista evidentemente ecologico.
Ecco, questo avevamo visto la fisiografia del Friuli Venezia Giulia, ne avevamo parlato l'altra volta. Ecco, oggi ci concentriamo in quella che è la pianura friulana. Pianura friulana, qui sì, andiamo subito al sodo. Ecco, pianura friulana, quindi la pianura friulana è costituita sostanzialmente da sedimenti, anche se abbiamo detto che a un certo punto, se noi facciamo dei sondaggi, andiamo a incrociare quello che è il substrato roccioso. Pianura friulana, quindi costituita nella parte superficiale da sedimenti che si sono formati probabilmente negli ultimi 20 milioni di anni. C'è stato il riempimento, vedremo dopo, di questo bacino marino presente 20-23 milioni di anni fa. Ecco, sedimenti trasportati dai corsi d'acqua fondamentalmente, quindi hanno riempito pian piano questo bacino marino. Ecco, se noi diamo un occhio, concentriamoci un attimo sulla struttura, sull'idrografia superficiale della pianura friulana. Quindi la pianura friulana va dalle pendici, dalle prime propagini delle prealpi e dal cosiddetto sistema dovuto all'anfiteatro morenico. Ecco, guardate, qui si vede proprio la curva dell'anfiteatro morenico, cioè il sistema di colline dovute al trasporto, soprattutto inerente all'ultima glaciazione, trasporto del sistema tagliamento, cioè il ghiacciaio del tagliamento trasportava e raggiungeva, diciamo, quelle che sono le aree di San Daniele Friuli, Fagagna, eccetera, cioè quella è proprio la cerchia esterna. Dopodiché il ghiacciaio, ritirandosi, ha lasciato i sedimenti, i materiali cosiddetti morenici, che sono andati a costituire quelle che sono le varie colline moreniche. Ecco, detto questo, quindi va da queste propagini andando verso la costa. Cosa incrociamo? A un certo punto incrociamo quella che è la fascia delle risorgive. Fascia delle risorgive dalla quale scaturiscono, vedete, taglia praticamente dalla zona di Polcenigo, in sostanza, taglia, vedete, passa la zona di Pordenone e così via, Codroipo, e arriva praticamente quasi a intersecare, congiungersi con il mare Adriatico. Qui siamo nella zona di Monfalcone. Ovviamente la zona di Monfalcone è interessante perché praticamente a 2 chilometri dal mare ci sono i tipici ambienti di risorgiva che noi troviamo ad esempio qui nella zona di Pordenone, per dire. Okay? Quindi olle di risorgiva e così via. Tra l'altro è un geotopo degli Schiavetti, quindi un'area anche protetta proprio per la sua particolarità. Ecco, la cosa che noi notiamo passando dal punto di vista dell'idrografia superficiale, vedete queste linee blu sono i corsi d'acqua. Ecco, passando dall'alta pianura alla bassa pianura, okay, è quella, il colpo d'occhio è che la densità dei corsi d'acqua cambia, si passa da una bassa densità superficiale, scusate, da una bassa densità superficiale, dove ci sono dell'alta pianura, dove ci sono solo i principali corsi d'acqua, quindi ad esempio qui si riconosce il Cellina, questo è il Meduna, questo è il Tagliamento e così via, andando verso qui il sistema Isonzo, Torre, Natisone e così via. Quindi nell'alta pianura ci sono solo i principali corsi d'acqua che hanno, diciamo, si originano in ambiente montano. Mentre passando nella bassa pianura, oltre ai principali corsi d'acqua che continuano lungo la loro strada verso il mare, si aggiungono anche tutta una miriade di corsi d'acqua cosiddetti di risorgiva, proprio perché qui parte dell'acqua, abbiamo detto, che si è infiltrata in prevalenza nell'alta pianura, ritorna in superficie andando a costituire quelli che sono i corsi d'acqua di risorgiva.
Dal punto di vista della struttura, perché abbiamo, o meglio, perché abbiamo questa situazione, cioè bassa densità nell'alta pianura e alta densità nella bassa pianura di corsi d'acqua? Perché cambia proprio il tipo di sedimento prevalente. L'alta pianura è formata prevalentemente da ghiaia e sabbia, mentre la bassa pianura da una granulometria più fine, sabbia, limo, argilla. Quindi abbiamo detto che effettivamente al passaggio dalle ghiaie alle argille cosa succede? Diminuisce la permeabilità. E quindi mentre nell'alta pianura cosa succede? L'acqua va a incrociare quelle che sono le ghiaie e quindi tende a infiltrarsi facilmente. Okay. Nella bassa pianura invece, costituita da elementi più fini, può rimanere più facilmente in superficie. Okay. Oltre all'aggiunta al fatto che vedremo, diciamo, c'è un ritorno proprio di parte dell'acqua infiltrata nell'alta pianura, ritorna in superficie proprio in corrispondenza delle risorgive. Ecco, dal punto di vista degli acquiferi, cioè numerosità degli acquiferi, l'alta pianura ha praticamente un solo acquifero, cosiddetto acquifero freatico indistinto. Quindi c'è un unico acquifero che vedremo per quali motivi. Questo unico acquifero, una volta che va ad incrociare la fascia delle risorgive, diviene nella bassa pianura un sistema invece di 10, abbiamo detto, 12, 13 acquiferi differenziati. Okay? Quindi da un unico acquifero si passa a un sistema multiacquifero della bassa pianura. Ecco qui, io vado avanti, qui c'erano delle cose interessanti da aggiungere. Vedete, questa è un'immagine satellitare, guardate qui, questi elementi che si vedono non sono altro che i corsi d'acqua principali ghiaiosi presenti in regione. Quindi abbiamo qui, questo è proprio il sistema Cellina-Meduna, questo è il tagliamento. Qui si riconoscono anche i sistema Isonzo meno netto, però c'è il sistema Isonzo, Natisone e Torre. Ecco, quello che andremo a vedere adesso è, facciamo un taglio, una sezione da nord-sud, circa l'altezza, diciamo, dei rilievi morenici, giù fino al mare, altezza più o meno di Lignano, così indicativamente. Quindi facciamo una sezione geologica e vediamo com'è la struttura, giusto per capire perché da un unico acquifero dell'alta pianura si passa a un sistema invece multi-acquifero della bassa pianura. Ecco qua, quindi andiamo dalla sinistra verso destra, andiamo dall'anfiteatro morenico, quindi dalle propaggini prealpine, giù fino al mare, da nord a sud. Okay? Ecco, qui si intravede un pochino qua sopra il mare, quindi abbiamo fatto questa sezione idrogeologica, nel nostro caso. Ecco, questo in questo colore grigetto marroncino che vediamo qua sotto è il substrato roccioso. Substrato roccioso che vedete all'altezza ad esempio di Lignano, all'altezza del mare, si trova a circa 600 metri di profondità, ma parte sostanzialmente da zero nell'area montana, quindi tende a approfondirsi. Ecco, questa è tutta pianura, sostanzialmente, pianura quaternaria, possiamo dire, che si è formata negli ultimi 2.600.000 anni. Okay. Quello che noi vediamo qua sopra, ecco, vedete, qui siamo nell'alta pianura, vedete, ha tutta una struttura non solo superficiale, come è comune per chi è andato a visitare le zone dei Magredi, ad esempio, costituita da ghiaia, ma anche tutto lo spessore, vedete, fino al substrato roccioso è prevalentemente costituita da ghiaia. Quindi qui l'acqua che va ad infiltrarsi va a costituire un unico acquifero indistinto. Quale superficie, vedete, l'ho messa indicativamente qui in rosso. Quindi questa è la superficie dell'unico acquifero indistinto presente nell'alta pianura. A un certo punto raggiungiamo la fascia delle risorgive. Fascia delle risorgive
dal quale scaturiscono poi i corsi d'acqua e il risorgiva, ma la struttura cambia non solo superficialmente, ma anche nel sottosuolo. Tanto i materiali, tendenzialmente, le granulometrie, sono più fini rispetto alle ghiaie in generale. Ma un'altra cosa importante nella struttura, vedete, ci sono tutta una serie di livelli, qui tratteggiati in colore arancione, possiamo dire, sono livelli limoso-argillosi, quindi non permeabili, che vanno a intercalarsi a livelli invece ghiaioso-sabbiosi, che continuano in tutta la pianura fino a raggiungere e anche andare oltre la linea di costa. Ecco perché quindi noi abbiamo una situazione fino giù al cosiddetto substrato roccioso. Ecco perché noi abbiamo quindi quest'acqua dell'unico acquifero indistinto dell'alta pianura, immaginate dei vasi, una sorta di vasi comunicanti, comunque tende a infiltrarsi, vedete, in questi livelli che sono permeabili perché comunque costituiti da sabbioso-ghiaiosi all'interno della bassa pianura. Quindi questi livelli vanno a costituire gli acquiferi e se noi facciamo un foro, un pozzo, possiamo attraversare e raggiungiamo uno di questi livelli, in genere queste acque sono in pressione, quindi possono anche raggiungere la superficie. Ecco qui quindi il perché di questa struttura che passa da unico acquifero indistinto dell'alta pianura a un sistema multiacquifero della bassa pianura. Beh, qui andrei oltre perché non abbiamo il tempo sufficiente, comunque direi due cose. Ecco, questa sostanzialmente era la situazione di circa 20 milioni di anni fa nel Miocene basale, cosiddetto, ecco qua. Miocene, cioè all'inizio del Miocene. Ecco, nelle fasi successive praticamente la catena alpina si era già parzialmente formata ed era anche in sollevamento, perché una delle fasi principali proprio l'abbiamo avuta di sollevamento alpino nelle nostre aree, nelle montagne friulane, l'abbiamo avuta proprio 15-20 milioni di anni fa. Si era detto durante la prima lezione che quando un sistema si solleva, una volta che si sono formate le montagne, queste tendono a essere erose e quindi generare sedimento che viene trasportato poi dai corsi d'acqua. E alla fine questo sedimento tendenzialmente raggiunge la foce, viene trasportato fino alla foce e quindi il bacino marino più prossimo. È ovvio che il sedimento tende poi, giocoforza milioni di anni, tende a colmare questa sorta di vasca da bagno in sostanza. E quindi si è formata in definitiva la nostra pianura proprio per riempimento di quello che era il bacino marino presente 20 milioni di anni fa. Ecco, anche questo sarebbe interessante, ma andiamo avanti. Ecco, giusto per dire, questo sono gli spessori del quaternario. Cioè qui abbiamo, per dire, Pordenone, Codroipo, questa è la fascia montana. La cosa interessante, volevo farvi vedere che cosa ci dice questa carta. Questa carta ci dice lo spessore dei sedimenti della nostra pianura, o meglio, questa è una parte della carta, in realtà sì, il lavoro è stato fatto su tutta la pianura. Ecco, queste curve sono curve di ugual spessore, quindi seguendo una certa curva, vedete ad esempio questa porta 600, vuol dire che lungo quella curva lo spessore di sedimento, quindi partendo da dove mettiamo i piedi, al piano di calpestio, al piano topografico, giù fino al substrato roccioso, abbiamo 600 metri di sedimento. Ecco, quindi quello che si diceva prima, zona di Pordenone, è più o meno tra 600 e 700 metri lo spessore del cosiddetto quaternario, cioè negli ultimi 2.600.000 anni, che va a costituire quello che è lo spessore di sedimento ed è la pianura, diciamo, quaternaria. Oltre quella profondità abbiamo invece rocce,
in definitiva, abbiamo il substrato roccioso. Quindi tendenzialmente gli acquiferi, tutto questo per dire, gli acquiferi tendenzialmente che noi sfruttiamo si formano all'interno di quello spessore di sedimenti quaternari. Vedremo che in realtà c'è qualche acquifero anche nella prima porzione di substrato roccioso. Perché? Perché in alcune zone è fratturato e quindi sostanzialmente questo substrato roccioso, pur essendo di roccia, ma essendo fratturato, all'interno delle fratture c'è la possibilità di accumulo e spostamento di acqua e quindi vanno a costituire potenzialmente anche quelli degli acquiferi, sono quelli più profondi. Ecco, tornando un attimo per rilassarci un attimo con alcune immagini, giusto per capire un po', e torniamo un attimo alla morfologia, cioè quindi all'idrografia superficiale, parliamo un attimo di morfologia dei corsi d'acqua della pianura friulana. Allora, qui siamo nell'alta pianura. Nell'alta pianura abbiamo detto terreni ghiaioso-sabbiosi. Ecco, la morfologia tipica, queste sono immagini del tagliamento, morfologia tipica dei corsi d'acqua è quella di avere non un unico canale, ma una serie di canali intrecciati tra di loro. Infatti, i famosi canali braided, cosiddetti intrecciati del fiume Tagliamento, che vengono studiati in tutta Europa. Insomma, ci sono degli studiosi di geomorfologia fluviale del nord Europa che vengono qui proprio sul Tagliamento, in questa tratta, diciamo, la zona, diciamo, del medio Tagliamento, proprio perché sono ancora ben preservati, ed è un caso eccezionale per un corso d'acqua di queste dimensioni a livello europeo, che ci sia ancora un sistema di canali intrecciati, proprio perché i canali intrecciati necessitano di un corso d'acqua che è ancora libero di muoversi e di muoversi durante i vari eventi di piena. Ecco, l'aspetto tipico, oltre alla presenza di questi canali intrecciati, è la possibilità di avere delle cosiddette isole. Queste isole fluviali non sono altro che dei sistemi a quota più elevata. Dovete pensare che non è una quota molto più elevata, bastano 30, 40, 50 centimetri rispetto al resto dell'alveo, per far sì che per far sì che si formi una vegetazione anche arborea con degli alberi, che può durare sostanzialmente un'isola può durare 20-30 anni, dopodiché tendenzialmente anche queste vengono fatte scomparire da un evento o più eventi alluvionali, ma tendenzialmente si riformano in un altro luogo, sempre all'interno dell'alveo. Ma sono importanti dal punto di vista ecologico, ovviamente dobbiamo pensare alla vita, alla fauna, oltre che aspetti floristici eventualmente presenti. Ecco qui sempre altre immagini, quindi letto ghiaioso, qui siamo all'altezza della stretta di Pinzano, località Le Tabine. Ecco questa vedete qua in fondo è la scarpata di Aunedis, questa è una scarpata alta una 30-35 metri, ed è interessante perché è una bellissima sezione geologica degli ultimi 300.000 anni di storia geologica sostanzialmente dell'area. Quindi molto interessante. Ecco, passando invece ai corsi d'acqua di bassa pianura, il sistema cambia, la morfologia, lo stile cosiddetto morfologico cambia totalmente. Si passa da un multicanale, abbiamo visto prima, canali intrecciati, a un sistema ad un unico canale che tendenzialmente tende a produrre dei meandri, queste anse, vedete? Queste anse che sono assolutamente mobili, il sistema tende a esasperare le anse, fino ad assottigliare la distanza tra un'ansa e l'altra per erosione, e con un evento di piena, diciamo, maggiore, questa ansa può essere tagliata andando a formare quello che è, ad esempio,
esempi tipici sono i laghi a forma di corna di bue, cioè parti di alveo che vengono abbandonate e che per un certo periodo di tempo praticamente mantengono però un certo livello di acqua, ed ecco da qui il nome di laghi a corna di bue. Ecco, se voi vedete, notate in questa zona, vedete, questo è un antico meandro che è stato abbandonato. Adesso qui probabilmente c'è stata fatta una rettifica artificiale, in questo caso è un abbandono artificiale, proprio per allontanare questo è l'argine, per allontanare la linea del corso d'acqua dall'argine, per motivi idraulici di potenziale erosione dell'argine. Evidentemente è stata rettificata questa parte. Ecco, quindi in questo caso un unico canale tende a meandreggiare, il fondo è sabbioso, limoso, argilloso. Effettivamente i meandri si formano in corsi d'acqua che hanno questa tipologia di fondo, non si formano su fondi ghiaiosi, anche se diciamo il tagliamento è un caso particolare, perché effettivamente nella zona di transizione del tagliamento tra la bassa e alta pianura, effettivamente il tagliamento fa dei meandri, produce dei meandri anche in ghiaie. Però ripeto, questo è uno dei pochi casi che vengono considerati a livello mondiale addirittura di meandri su ghiaie. Ecco, oltre a questo, che queste sono situazioni naturali, okay, abbiamo anche delle morfologie di origine antropica, non naturali, e proprio per difesa idraulica, in genere qui il corso d'acqua è arginato ed è anche molte volte rettificato, cioè in maniera artificiale viene rettificato. Ecco, qui abbiamo degli esempi tipici. Qui stiamo guardando il ponte della ferrovia di Latisana. Okay. Qui siamo sul lato veneto, in realtà questa foto è stata presa sull'argine lato veneto. Qui siamo anche qui lato veneto, mentre qui in destra Friuli Venezia Giulia. Qui siamo a Cesarolo. Ecco, qui invece andiamo verso la foce, ed effettivamente questa è la foce del tagliamento. Qui siamo sul lato Friuli Venezia Giulia, mentre in destra abbiamo la zona del faro di Bibbione, in sostanza. Ecco, quindi queste sono le morfologie. Tra l'alta pianura e la bassa pianura abbiamo detto c'è la fascia delle risorgive. Fascia delle risorgive, ecco, questo qui non siamo nella fascia delle risorgive, bensì siamo nella zona di Magheredi di tra San Quirino e San Foca, ma giusto per dirvi, farvi notare un elemento morfologico che abbiamo un attimo tralasciato prima, di differenziazione tra l'alta e la bassa pianura, che è la pendenza della superficie topografica. Ecco, vedete qui questa linea che poi passa in secondo piano ad elementi più distanti. Questo è dovuto, non è che queste siano delle colline, ma è semplicemente un effetto ottico che chiunque può sperimentare andando in quelle zone dell'alta pianura. Cioè guardando verso sud si vede proprio un distacco, e dà questo effetto in cui sembra di vedere delle colline che in realtà non sono delle colline, è semplicemente il fatto che l'alta pianura ha una pendenza più elevata, di un ordine di grandezza più elevata rispetto alla bassa pianura. Cioè si dice che indicativamente si può dire che l'alta pianura ha una pendenza circa 1-2%, cioè vuol dire che andando verso valle ogni 100 metri ci abbassiamo di 1-2 metri, mentre la bassa pianura, qui c'è proprio il cambio di pendenza qua sotto, quindi la linea risorgiva è proprio qui dietro, okay? Si passa a 0,1-0,2%, cioè 10-20 centimetri ogni 100 metri di abbassamento. Okay? Quindi dà questo effetto ottico.
Ecco, qui abbiamo degli esempi invece tipici di risorgiva. Qui siamo nella zona dello Stella, quindi le classiche olle di risorgiva. Qui è un particolare classico con l'acqua, cioè con le bolle d'aria che indicano proprio la risorgenza di acqua, e questo è un tipico corso d'acqua di risorgiva del sistema dello Stella. Però se andiamo nelle aree di risorgiva del Pordenonese, anche nel Pordenonese abbiamo delle belle situazioni ancora diciamo ben preservate. Pensiamo ad esempio alle sorgive del Vinchiaruzzo nella zona di Cordenons. Insomma, abbiamo ancora dei begli esempi, diciamo, di ambienti di risorgiva. Ecco, siamo quasi in conclusione, quindi riprendendo un attimo lo schema idrogeologico, giusto per chiudere, per darvi qualche indicazione, diciamo, sul sistema di acquiferi posti in profondità della bassa pianura. Quindi abbiamo detto, riprendo un attimo questo sistema, lo schema idrogeologico della pianura friulana. Quindi qui siamo nell'alta pianura, qui siamo nella bassa pianura. Quindi la bassa pianura, abbiamo detto, c'è un sistema di livelli permeabili, ghiaioso-sabbiosi, che continuano fino oltre il mare, sostanzialmente, ma che sono, in sostanza, possiamo prenderle come una prosecuzione di quello che è il sistema unico ghiaioso dell'alta pianura. Ecco, nella bassa pianura però questi livelli ghiaiosi sono intercalati, quindi ghiaioso-sabbiosi, quindi permeabili che ospitano gli acquiferi, sono intercalati da livelli impermeabili limoso-argillosi. E quindi l'acqua dall'alta pianura si infiltra, continua ad essere infiltrata e va a saturare questi livelli ghiaioso-sabbiosi permeabili, che vanno quindi a costituire quello che è il sistema di acquiferi della bassa pianura. Ecco, quanti sono questi acquiferi? Quanti acquiferi sono stati riconosciuti? Oltre una decina. Io qua vi riporto, diciamo, tutto il sistema. Sono nominati, vedete, con delle lettere. Si va dalla A fino alla M, e all'aumentare della profondità alla quale incrociamo l'acquifero specifico. Ecco, qui vi ho dato delle indicazioni della profondità del tetto, cioè della parte superiore dell'acquifero. Attenzione, questi sono i metri sul livello medio mare, quindi se vogliamo avere un'indicazione, ad esempio nella zona di Pordenone, dobbiamo aggiungere 30 metri, 30-35 metri, okay, per avere la profondità sul livello del mare. No, scusate, per avere, diciamo, la profondità alla quale lo troviamo. Okay? Ecco, quindi il classico, ad esempio, sfruttato adesso è i classici sfruttati sono tendenzialmente il D e l'E. Siamo sui classici 180 metri nella pianura pordenonese, diciamo. Ecco, però man mano che andiamo abbiamo anche altri acquiferi, vedete, anche più profondi. In particolare, vedete, poi gli LM addirittura sono sul substrato, qua dice Miocene, ci troviamo a oltre 400 metri sul livello del mare di profondità, quindi oltre 400 metri praticamente di profondità, 400-500 metri. Ecco, questi non sono su sedimenti, ma sono sulla parte, diciamo, di contatto tra sedimento e substrato roccioso, il quale substrato roccioso può essere altamente fratturato, e quindi all'interno di queste fratture può circolare dell'acqua, e quindi vanno a costituire degli acquiferi su roccia, però proprio per una permeabilità, si dice, dovuta alla fratturazione della roccia. Ecco, altro elemento interessante, si diceva, la termalità di alcuni acquiferi.
in alcune zone in particolare, non è in tutta la pianura friulana. Però alcuni elementi sono pronto? Buongiorno, salve signoressa. Scusate un attimo. Ecco, quindi in alcune zone abbiamo una termalità, cioè temperature più elevate a quelle che ci dovremmo aspettare da acquiferi di quella profondità. Allora, questo da cosa è dovuto? Ma è una termalità che non è dovuta alla presenza di camere magmatiche presenti nel sottosuolo, come può essere in alcune zone, può essere ad esempio abanoterme, eccetera, cioè a un vulcanismo comunque presente nel sottosuolo. Queste sono dovute a proprio a delle strutture geologiche che fanno sì che l'acqua, diciamo, posta a più elevate profondità e quindi che ha temperature più elevate perché esiste il cosiddetto gradiente geotermico, cioè man mano che noi andiamo in profondità la temperatura cresce del sottosuolo. Questo fa sì che se noi abbiamo un'acqua posta a una certa profondità e quindi avrà una temperatura elevata perché è posta a profondità elevate, può risalire per moti di tipo convettivo, come in una pentola, quando si scalda l'acqua nella parte sottostante, questa poi risale, quindi va a riscaldare tutta l'acqua presente nella pentola. Ecco, dovete immaginare una situazione di questo tipo, ma non perché ci sia del magma, dei sistemi magmatici presenti, ma proprio perché c'è questo fenomeno naturale che man mano che noi andiamo in profondità le temperature aumentano. Quindi se noi abbiamo dell'acqua presente a profondità elevate che può risalire, evidentemente questa si trascina dietro la temperatura più elevata presente in profondità e quindi va a raggiungere evidentemente acque molto più profonde rispetto alle profondità di questi acquiferi. Possono risalire, proprio non andiamo a indagare in questo momento, non abbiamo il tempo, per motivi geologici, strutture geologiche del sottosuolo, possono risalire e quindi trascinare dietro la temperatura, diciamo, che hanno alle più elevate profondità e quindi dare origine a quello che è il termalismo presenti in alcune aree. Ecco, qui siamo in chiusura. Qui ho portato come solito alcuni elementi di base bibliografici. Allora, questo è interessante, dal quale ho preso molte informazioni, anche l'ultima tabella sul sistema degli acquiferi, risorse idriche sotterranee del Friuli Venezia Giulia, sostenibilità dell'attuale utilizzo. Ecco, questo si trova anche in PDF, anzi penso che si trovi solo in PDF nel sito della regione Friuli Venezia Giulia. È un manualetto, scusate, non è un manualetto, è una pubblicazione interessante con dei valori numerici, insomma, anche per quanto riguarda la sostenibilità dell'utilizzo attuale. Poi abbiamo questo, le risorgere del Vinchiaruzzo, il parco fluviale Meduna Cellina e Noncello, dell'ingegner Pasquale Stitto, che molti di voi conosceranno, e molto interessante perché poi descrive diciamo le aree del Pordenonese, insomma, vicine, prossime a Pordenone, con quelle di cui si parlava prima come esempi di ancora ben preservati di ambienti di risorgiva. Per chi vuole approfondire c'è invece l'evoluzione geomorfologica della bassa pianura, c'è la pubblicazione di Alessandro Fontana, che è un professore universitario di Padova, ma è friulano, è di Latisana, è assolutamente da sempre studiato si è sempre concentrato, diciamo, nello studio dell'evoluzione geomorfologica della pianura, in particolare della bassa pianura friulana. E infine questo, che molti di voi probabilmente conosceranno, il tagliamento CR Edizioni, per quanto riguarda soprattutto gli aspetti, diciamo, morfologici del nostro re dei fiumi alpini. Bene, io
avrei chiuso e grazie per l'attenzione. Ci sarebbe una domanda. Sì. Allora, c'è una signora che chiede: i pozzi artesiani con acqua in pressione consumano inutilmente acqua dalle falde artesiane? Beh, assolutamente sì. Quella è acqua di altissima qualità che noi preleviamo e gettiamo. Assolutamente sì. Cioè, tenete conto che c'è dell'acqua, non è in termini generali, però c'è dell'acqua che si è infiltrata su una zona di Aquileia, che si è infiltrata 15-20.000 anni fa. Quindi c'è dell'acqua che può avere, per cui giusto per avere, quello è un caso estremo, ma giusto per capire che abbiamo visto prima le velocità con le quali si sposta l'acqua all'interno del sottosuolo. Cioè sono sistemi estremamente lenti da questo punto di vista, quindi anche la ricarica è relativamente lenta. Quindi estrarre, come stiamo facendo adesso, non è assolutamente sostenibile. Se date un occhio a quel volume che vi ho consigliato, edito dalla Regione Friuli Giulia, lì dà proprio delle stime, insomma, anche di quanto potrebbe durare, diciamo, l'acqua del sottosuolo con i tassi di prelievo attuali, in sostanza. Grazie. È una fonte non inesauribile. Questo assolutamente è da rimarcare. Grazie per la domanda, insomma, che mi ha dato possibilità di dare l'opinione, diciamo, di chi si occupa di acqua, ecco. Bene, la ringraziamo e ci diamo appuntamento allora al prossimo anno per ulteriori approfondimenti. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. D'accordo, grazie. Arrivederci. Arrivederci a tutti.